L'ultima aggressione è stata qui proprio giovedì ai danni di due persone anziane a cui addirittura è corso dietro con un mattone. Ci eravamo lasciati così sabato mentre durante Friuli in diretta commentavamo le scellerate gesta di un aggressore seriale che agiva in maniera praticamente indisturbata a Udine, con particolare focus al parco Ardito Desio. La scia di aggressioni di questo cittadino italiano era cominciata proprio nel parco di Cemento nei giorni tra il 2 e il 4 giugno. Il soggetto aveva percosso senza alcun motivo apparente una coppia di anziani mandandoli al pronto soccorso. Il giorno prima aveva rifilato un occhio nero a un uomo che subito aveva riportato l'aggressione ai poliziotti. E non solo, sullo stesso pendeva una segnalazione di qualche ora prima in piazza Primo Maggio dove aveva pestato due ragazzi. L'escalation è culminata proprio con l'inseguimento, di nuovo al parco Ardito Desio, di una persona con un mattone in mano, prima di riprovarci il giorno dopo, questa volta minacciando due persone mentre brandiva un bastone. Tanto il panico seminato da quest'uomo che, nonostante la sua evidente attitudine a creare situazioni di pericolo alle persone e nonostante le svariate denunce per le lesioni e le minacce commesse, era ancora libero di circolare per Udine, dove puntualmente ha potuto replicare le sue condotte aggressive. Dopo alcune ricerche l'uomo è risultato essere noto alle forze dell'ordine, visto che su di lui pendeva il divieto di dimora a Udine inflitto dal giudice. All'ennesima segnalazione della squadra volante all'autorità giudiziaria per le ripetute violazioni, il divieto di dimora si è tramutato in arresto con custodia cautelare in carcere. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene, direbbe un famoso detto, anche se alle malcapitate vittime la sensazione di paura e sconcerto rimarrà impressa probabilmente per tutta la vita.